Signore e signori, buon pomeriggio dallo stadio di Bagheria, la 20ª giornata del campionato di promozione tra Bagheria Alba Alcamo. Scontro interessante, il classico, possiamo dire, duello testa a coda con il Bagheria di Mister Giuseppe Pagano che è al terzo posto al pari merito con la Parmonval 35 punti, Alba Alcamo invece che è a metà classifica, comunque in zona salvezza, zona tranquilla, al 10° posto con 25 punti messi a segno in questo momento la squadra di Mister Vincenzo Virga. Intanto le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Possiamo già leggervi le formazioni. Nel Bagheria manca per squalifica il capocannoniere del campionato Giorgio Stassi. In porta invece abbiamo per il numero 1 Miceli, con la numero 2 Cinà, con la numero 3 Gastone, con la numero 4 Badami, con il numero 5 Stefano Proci del capitano, con il numero 6 Cristian Costa, con il numero 7 Fiorentino, con il numero 8 Florio, con il numero 9 Birzi, con il numero 10 Ribaudo. A disposizione in panchina, anzi il numero 11 Caracappa, sono le Caracappa. A disposizione in panchina abbiamo Riccardo Ferrara con il numero 12, con il numero 13 Cristian Ferrara, con il numero 14 Bonanno, con il numero 15 Dalfino, con il numero 16 Aneli, con il numero 17 Barbarà, con il numero 18 Scardillo e con il numero 19 Francesco Biondo. Per l'Alcamo invece rispondono con Misseri numero 1, numero 2 Prestigiacomo, numero 3 Bellia, numero 4 Vitrano, numero 5 Enrico Bono, numero 6 Cancila, numero 7 Gallina, numero 8 Caruso, numero 9 D'Amico, numero 11 Lentini e titolare il numero 18 Ammoscato, 5 gol in attivo per lui. A disposizione in panchina abbiamo Sandovalli, numero 13 Di Stefano, numero 14 Carollo, numero 15 Mancuso, numero 16 Falanga, numero 17 Failla, numero 19 Paradiso e il numero 20 Pera. Possiamo vedere già le squadre schierate nel campo di gioco. Bagheria che gioca con la seconda maglia, di fatto la maglia verde, possiamo dire quasi classico giallo evidenziatore. Bagheria che attaccherà da sinistra verso destra, quindi vedremo appunto i ragazzi del Bagheria avvicinarsi verso proprio la nostra postazione, mentre l'Alcamo invece in maglia nera risponderà con dall'altra parte, quindi da destra verso sinistra. Ricordiamo che potete vedere la nostra diretta sul canale YouTube Sportisili. Adesso osserviamo un attimo, un minuto di silenzio. Minuto di raccoglimento che è stato osservato, partita che ovviamente si sta giocando a porte chiuse, ma che comunque abbiamo appunto l'esclusiva di poter trasmettere in diretta con il canale tematico Sportisili che ci ospita oggi. Io sono Ludovico Campuso e siamo davvero pronti per commentare questo incontro. Ricordiamo anche che potete seguirci oltre al canale YouTube, anche su tutti i nostri profili social, Facebook, Instagram, chi più ne ha più ne metta. E intanto salutiamo anche Federico, il ragazzo che doveva commentare oggi al posto mio. Lo stiamo sostituendo, un augurio di pronta guarigione, una piccola febbre che comunque va tutto a posto e adesso può cominciare l'incontro tra pochissimo. Si aspetta il fischio dell'arbitro e si parte col cronometro. Proprio l'Alcamo che può ricominciare dalla destra con il terzino. Subito occasione per il Bagheria che può andare in avanti. Ancora il gioco sulla sinistra del Bagheria, palla in mezzo sul secondo palo, lo stacco di testa del numero 10 Ribaudo e portiere dell'Alcamo Misseri che la para e può farla giocare con il compagno, appunto con Cancila. Adesso il giro palla verso Prestigiacomo, ancora gestione dell'Alcamo che cerca di gestire, ancora Bagheria che può andare con la gestione del possesso, ancora Bagheria, occasione importante per il numero 7 Fiorentino, fermato l'arbitro Vinci l'azione regolare e si va avanti ancora con il Bagheria che adesso riceve fallo appunto ai danni del numero 3 Davide Castone. Punizione battuta veloce, ancora palla per Costa che dal centro prova a impostare Cristian Costa, giocatore
Comunque è veramente un lusso per questa categoria di promozione. Ancora il giro palla, Cina che la gira al portiere Miceli, gioca con il capitano Stefano Procida. Procida, palla lunga verso Fiorentino che passa verso Ribaudo, ottimo qui l'azione, Ribaudo. Gamba lunga, intanto va avanti il Bagheria con il tiro del numero 11, ancora azione non è finita, Bagheria c'è il cross, il tiro di Fiorentino, paratissima di Misteri, e ancora Bagheria, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro, Ribaudo lotta, la palla in mezzo, e Alcamo che ha rischiato molto qui, ancora azione per il Bagheria importante, Caracappa, adesso il giro palla ancora del Bagheria, Cina sulla fascia, ancora Cina, c'è che il cross sul secondo palo, palla al centro, manca l'intervento di testa Virzi e può andare l'Alcamo con questa sventagliata verso il numero 9 D'Amico. Ancora palla per il Bagheria, ottima la rasoiata, la palla la tiene in campo, ancora il numero 11 Samuele Caracappa, ex Palermo, classe 2003, mette il cross, occasionissima per il Bagheria che sicuramente è più in palla, il fattore campo fa molto. L'arbitro sta cercando di controllare al meglio la partita. Intanto si aspetta il rinvio del portiere. Rinvio del portiere dell'Alcamo, Misteri pronto appunto al rinvio stesso. La palla lunga verso l'esterno. La palla che va sulla panchina avversaria ed è rimessa laterale Alcamo. Scusate, l'inquadratura lontana non è, la mia postazione non è il massimo, però cerco di raccontarvi come meglio posso questa partita. Intanto Gallina prova a gestire il possesso contro Costa, ancora Gallina, c'è che cross sull'altro palo, la palla va nettamente fuori ed è rimessa al fondo per il Bagheria. Cerco di zoomarvi come meglio posso l'immagine, spero che sia favorita una migliore visione. Intanto il Bagheria può giocare con il suo centrale Cristian Costa, la palla in mezzo interessante per Caracappa, lo scambio adesso con Fiorentino, la palla per Ribaudo, in uscita Misteri, rischia un po', qui Ribaudo fa fallo, vediamo cosa indica l'arbitro. Ci sono un po' di situazioni complicate, c'è un capannello di giocatori tutto intorno all'arbitro. Intanto il capitano dell'Alcamo ha moscato, di fatto l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione per il Bagheria. Calcio di punizione per il Bagheria. Giocatore a terra, ci sono già le prime schermaglie, c'è un po' di nervosismo in questa partita tra Bagheria e Alcamo, deve assolutamente controllare l'incontro. C'è un po' di parapiglia in campo, l'arbitro deve controllare, intanto sta richiamando il numero 8 Florio e il numero 18 dell'Alcamo a Moscato, giusto per far mettere tutto a regime. Il calcio di punizione a disposizione del Bagheria quando siamo al quinto minuto e mezzo di gioco. La palla sui piedi di Domenico Fiorentino, 2002. Fiorentino può mettere questa palla sul secondo palo. Il calcio di punizione del Bagheria, Fiorentino! Fuori di pochissimo Domenico Fiorentino, questa palla davvero insidiosa sul secondo palo.
grande piede questo ragazzo. Domenico Fiorentino, classe 2002, scuola Profi Carazzi, quindi comunque ragazzo locale del paese, diciamo di una frazione lì vicino. Carazzi e Bagheria, diciamo che loro non corre proprio tantissimo buon sangue, però il ragazzo comunque ha ottime qualità e il Bagheria l'ha preso volentieri. Intanto il rinvio lungo dell'Alcamo, pronto a costa di testa, può giocare l'Alcamo ancora, però Bagheria che prende il possesso del pallone con Florio ad allungare verso Ribaudo, arriva forte Caracappa, deciso col fisico, ancora Alcamo che cerca di giocare con il suo numero 4, c'è un fallo in attacco da parte di Caracappa ai danni di Vitrano ed è calcio di punizione dell'Alcamo che batte subito velocemente. Ancora la gestione del possesso palla, ancora la palla lunga del numero 2 Pessi Giacomo che può giocare e c'è il Bagheria per in possesso. Ancora Caracappa, pericolosissimo dalla sinistra, ancora Caracappa, palla lunga per Ribaudo, decisamente troppo lunga, e c'è Misseri che può pararla con le mani. C'è questa palla dell'Alcamo che appunto fraseggia dal basso con attenzione, ma c'è una ottima pressione del Bagheria come in questo momento. Ancora la palla va sempre al Bagheria con il possesso palla, Caracappa perde il pallone, ancora va l'Alcamo adesso con il suo centrocampista, il numero 8 Caruso, che la gira al numero 11 Lentini, grandissimo recupero di Alfonso Cina, giocatore ex CUS, categorie comunque anche più alte di questa della promozione. Bagheria insomma ha fatto un grande mercato, una grande costruzione di squadra, il presidente, i due presidenti del Bagheria appunto, e adesso c'è il giro palla ancora dell'Alcamo. Vediamo la classifica tra le due squadre, c'è una differenza netta di posizioni comunque col Bagheria che ha obiettivi chiari di promozione in questo momento in zona playoff, al terzo posto per il merito con la Parmonval. Lo score delle due squadre possiamo comunque considerare due partite del passato. Intanto però torniamo un attimo alla cronaca e poi vi racconto l'andamento delle due squadre, le ultime due partite. Intanto ancora Alcamo che cerca la palla in mezzo, costa di testa, respinge ed è rimessa laterale, quindi appunto posso approfittarne per raccontarvi quello che è stato l'ultimo score. Bagheria Cussi in particolare è finita 1-1 sabato scorso con appunto un episodio un po' particolare contestato al Bagheria che ha portato alla squalifica di Giorgio Stassi, capocannoniere del campionato con 17 gol all'attivo e 2 in coppa, quindi sono di fatto 19. E invece l'Alba Alcamo ha portato una sconfitta in casa contro il Partini Caudace, quindi comunque insomma sono due squadre che vogliono una confermarsi e l'altra rialzarsi, perciò c'è comunque questa, diciamo, partita nella partita. Ancora il calcio di punizione, cerco di zoomarvi come meglio posso l'azione, siamo al 10 minuti di gioco, 9-17 per essere precisi. Ancora calcio di punizione dell'Alcamo, alla battuta bassa sulla barriera, il Bagheria può andare con la gestione del possesso palla. Gastone, palla lunga sul Fiorentino che nel frattempo ha cambiato lato con Caracappa, e ancora la palla per Virzì e Ribaudo, la palla va lunga, rimessa sulla laterale per il Bagheria. Ancora la battuta Gastone, poi c'è Virzì mezzo sombrero per tenere lì sulla bandierina, ancora Virzì, rimessa laterale fischiata ai danni del Bagheria, quindi a favore dell'Alcamo, con appunto la rimessa laterale battuta dal classe 2006 Pessi Giacomo, uno degli under in campo. Ancora va la gestione del possesso palla, Fiorentino, rimpallo utile per il Bagheria, progressione importante sulla fascia, cerca la palla in mezzo sul primo palo, c'è la Fiorentina in agguato, la palla va in, dovrebbe essere laterale in zona attacco per il Bagheria, e invece no, è calcio d'angolo. Non è facilissimo inquadrare al meglio questa partita. Intanto calcio d'angolo, Samuele Caracappa alla battuta, c'è Costa pronto in agguato lì, piccole spinte in aria, cross al centro, Ribaudo non ci arriva, Alcamo che prova a uscire dalla difesa, con questa palla rovesciata riesce, e allora va a lungo Cina per il Bagheria, la spizzata, c'era Caracappa probabilmente in posizione regolare,
Adesso rinvio dal fondo, 0-0, sempre il risultato. E per chi si fosse collegato soltanto in questo momento, come può vedere in grafica, il risultato è sul 0-0. Ancora Alcamo che va con la gestione del possesso. Ancora dalla sinistra, prova a girarsi il numero 8 Caruso. Calcio di punizione. Alla battuta il numero 5 Riccobono, che gioca corta per Cancilla. Ammoscato. Ancora ammoscato per l'Alcamo. Rasoiata sull'altra fascia Caruso. Cioè, voleva essere premiata l'inserimento di D'Amico, che purtroppo non è stato. È stato ben anticipato la difesa del Bagheria. Il Bagheria che può ricominciare con la coppia Costa Procida. Ancora Stefano Procida, palla lunga. Spizzata di Virzi. Ancora Ribaudo, recupera il palo il numero 10 con grande fisico. Ribaudo, palla per Fiorentino. Fiorentino il tacco. Bella la giocata. Caracappa è lì. Dentro Caracappa il tiro. Salvataggio sulla linea. Ribaudo, fallo di mano. Ed è calcio di punizione. Grandissima occasione qui per il Bagheria. Grande occasione per il Bagheria. Calcio di punizione è battuta dall'Alcamo. Ancora può giocare con il numero 5 Riccobono. Riccobono, cross lungo. Ancora viene fermato con braccio largo D'Amico. Calcio di punizione sempre per la squadra ospite. Ancora la squadra ospite che gioca con questa punizione. Possesso palla all'indietro. Presi Giacomo. Palla dietro, ancora il terzino destro riceve e la gira Misseri che avanza un po'. Ancora Misseri. Cancilla. Ancora Cancilla, può avanzare Cancilla, il numero 6. Ancora Cancilla, cerca l'imbucata sul lungo, Costa in anticipo. Cristian Costa pressato dal numero 9 D'Amico. Fallo con mestiere guadagnato appunto da Cristian Costa. Cristian Costa. Ancora Fiorentino. Fiorentino prova la giocata, non riesce ancora. Va l'Alba Alcamo con la gestione del possesso Caruso. Caruso prova ad avanzare con l'esterno. Grande palla per il numero 7 Gallina. Ha mancato l'intervento quando siamo quasi al quarto d'ora di gioco. Manca esattamente un minuto. Siamo entrati adesso nel quarto d'ora di gioco. 14 minuti appena scoccati. Ancora Bagheria che va con Cina e rischia molto qui l'errore. Ancora può andare l'Alcamo con l'incursione dalla sinistra di Lentini, fermato ed è rimessa dal fondo per il Bagheria. Ancora Bagheria che può girare il pallone con il suo numero 8 Salvatore Florio. Ancora con l'esterno Castone, fermato Fiorentino, palla lunga. Ancora lascia giocare l'arbitro Fiorentino. Fiorentino in velocità, può andare Virzi. Ancora Virzi in velocità contro Ammoscato, avversario difficile per Ammoscato. Fallo in attacco. Io avrei fischiato sicuramente rimessa al fondo. Io avrei fischiato rimessa al fondo, in realtà non fallo in attacco. Però calcio di punizione. Calcio di punizione per l'Alcamo. Ancora il portiere alcamese pronto al rinvio. Misseri calcia verso la laterale. La palla va nettamente fuori ed è rimessa per il Bagheria. Bagheria che ha creato sicuramente un po' di più rispetto alla squadra alcamese. Ovviamente il fattore campo davvero influisce. Cristian Costa sulla laterale per Cina. Cina per Miceli. Ancora Procide. Poi di nuovo col portiere. Possesso molto ben costruito dal basso. Ancora Cristian Costa. Cristian Costa, campione d'Italia con il calcio di Ciglia, classe 2002. Palla lunga intanto.
Cristian Costa è un giocatore con esperienza con la maglia del Palermo, è andato anche in Serie D a giocare in diverse situazioni, realtà importanti di Serie D. Ora ha trovato la promozione con la maglia del Bagheria. Intanto palla giocata bene da Ribaudo, Caracappa prova a recuperare ed è rimessa assegnata all'Alcamo. Rimessa laterale Alcamo. Vitrano alla battuta. Vitrano ancora, la gioca per il numero 11 Lentini, fermato da un fallo proprio contro Caracappa. Calcio di punizione per l'Alcamo. Ha battuto il numero 5 Riccobono. Ancora il calcio di punizione quando siamo praticamente sulla zona del centrocampo laterale. Ancora Riccobono, palla in mezzo di testa Cina e prova ad allungare proprio Samuele Caracappa. Ancora Moscato per l'Alcamo, cambio gioco ben riuscito e ancora può mettere giù Lentini. Lentini prova il dribbling, fermato dall'esperienza di Alfonso Cina. Ancora calcio di punizione guadagnato con altrettanta esperienza proprio il numero 2 bagherese Alfonso Cina, una delle bandiere storiche del CUS Palermo, avversario che poi, appunto, squadra che poi si è ritrovata avversaria sabato scorso. La palla lunga intanto per il Bagheria, cerca proprio la palla sulla laterale, c'è Virzi a puntare, c'è che cross, Fiorentino può stoppare, si gira Fiorentino, prova il sombrero in aria, l'arbitro chiaramente indica non rigore. L'arbitro l'ha vista meglio di me sicuramente in questa inquadratura. Comunque in ogni caso quello che decide l'arbitro per me è legge, quindi mi attengo alla decisione. Intanto rimessa dal fondo per l'Alcamo già battuta. Cancila gira per il numero 4 Vitrano. Ancora proprio lui Vitrano, tocca il pallone, palla lunga verso l'attaccante, ma c'è Costa che ferma tutto. Cina, Ribaudo, la spizzata, non si intendono Fiorentina e Ribaudo, ed è palla per l'Alcamo. Misseri a Moscato, ancora a scambio con Riccobono. Cancilla, ancora Cancilla, prova ad avanzare dal centro per Moscato. Ancora Riccobono sulla sinistra, controllo sbagliato, la palla è fuori, rimessa tra Bagheria quando siamo al 20° minuto di gioco. Ancora 0-0 Bagheria Alcamo. In questo momento l'andamento potrebbe andare bene all'Alcamo, un po' meno al Bagheria, che comunque cerca punti per aumentare il distacco con le altre sotto e aumentare il distacco con la Parma Valsessa, con cui si contende la zona playoff. Ancora Bagheria che può giocare con Cristian Costa. Costa va, il difensore centrale Palermitano l'ha imposta per Alfonso Cina. Florio, Caracappa non arriva sul pallone, il recupero del centrocampista alcamese. Ancora il giro palla Vitrano. Cancilla la gira per Misseri. Quando siamo quasi alla metà del primo tempo, siamo al 20° minuto. Intanto a Moscato cerca la palla lunga, decisamente interessante per Riccobono. Ancora Riccobono sulla destra, Riccobono cerca la palla in mezzo, Costa respinge e c'è Florio che la tiene in campo. Ancora Florio può avanzare, caricato, e poi passaggio interessante per Fiorentino stesso, non ci arriva ed è rimessa laterale ancora per i padroni di casa del Bagheria. Ancora Procida, Cristian Costa, baricentro alto del Bagheria adesso. Ancora Costa, rasoiata sbagliata, fortunato qui, la palla va addosso a Badami. Cambio gioco di Procida, bella palla verso Caracappa, di testa Vitrano. Lentini a lottare sul pallone contro Cina. Rimessa laterale.
Messa laterale dell'Alcamo. Vitrano. Recupero di Florio, ancora a Caracappa. Caracappa prova la giocata, lo scambio con Ribaudo. Caracappa può puntare. Caracappa cerca il cross, palla forte in mezzo. Rinvio dell'Alcamo, lungo Costa con esperienza. Trattiene un po'. E c'è comunque il fallo fischiato ai danni del numero 6 del Bagheria, Cristian Costa. Ed è calcio di punizione Alcamo. Calcio di punizione Alcamo. Riccobono, l'arbitro fa rispettare la posizione di battuta. Ancora Vitrano. Vitrano può giocare per Cancila. A Moscato. Palla lunga, decisamente troppo lunga per il numero 7 Gallina, ed è rimessa dal fondo per il Bagheria sui piedi di Marco Miceli, classe 2006, il giovane portiere del Bagheria. Ricordiamo che la categoria under, il campionato di promozione, va dai 2003 ai 2006. Intanto la palla lunga, buona qui del Bagheria. Virzi prova a controllare. C'è fallo. C'è rimessa laterale, anzi, dell'Alcamo. Si guadagna un po' di metri appunto nella rimessa stessa. Ancora Alcamo. Palla lunga. Può giocare con il suo numero 9, D'Amico. Ancora D'Amico, la tiene lì e la gira. Sempre sulla destra. Prova il cambio gioco l'Alcamo all'indietro con Cancila. Cancila cambia lato decisamente sulla sinistra, ancora per Vitrano. Cancila. Riccobono con l'esterno, bellissima palla per Lentini. Ancora Riccobono, c'è l'Alcamo che adesso fraseggia. Palla lunga, la sponda e c'è il fallo di mano. Anzi no, sì, è fallo di mano per l'attaccante dell'Alcamo. È il Bagheria che può ricominciare con la gestione appunto dal centrocampo. Badami ha girato il pallone verso Costa, adesso Procida che può guadagnare metri e avanzare, cerca la rasoiata interessantissima per Fiorentino che può puntare ed è a terra, e stavolta è ammonito a Moscato. Ci sono un po' di proteste, in realtà non è Fiorentino ma era Virzi, ed è calcio di punizione per il Bagheria quando siamo al 24esimo minuto di gioco. Il calcio di punizione del Bagheria passerà sui piedi di Stefano Procida, vediamo. Anche se per come è messa la squadra potrebbe tentare di fatto una palla dentro l'area un po' defilata, vediamo un po' Procida cosa può inventare. Intanto c'è Caracappa anche sul punto di battuta, però penso che Caracappa col destro, Procida con il sinistro, vediamo cosa creano. Ci sono 3 uomini in barriera per Misteri. Caracappa lamenta della distanza. Calcio di punizione per il Bagheria. Caracappa sul piede, il tiro, parata facile del portiere alcamese. Misteri pronto al rinvio. Misteri a gioca corta per Moscato. Grande pressione del numero 3 del Bagheria, Davide Gastone. Ancora rimessa tra le Alcamo. Di testa proprio Gastone. Adesso può gestire il Bagheria. Ancora con Alfonso Cina.
Cina che può avanzare, ancora Cina, cerca la rasoiata per Fiorentino. Ancora però Alcamo che fraseggia molto bene Lentini, grande palla per D'Amico. Deciso Procida sul pallone. Ed è fallo in realtà per il Bagheria. Procida era in anticipo secondo l'arbitro, in effetti. Sembrava così. Ci sono due giocatori a terra, c'è Procida e l'attaccante dell'Alcamo, il numero 9 D'Amico. E c'è il calcio punizione per il Bagheria. Siamo al 27esimo, tra pochissimo, 26:59, adesso 27 minuti di gioco, quasi mezz'ora di partita. Intanto appunto si sta giocando ancora palla per il Bagheria, sempre Stefano Procida che può impostare, grande palla per Virzi che può andare sopra la posizione di Gastone, vediamo se la sfrutta, la palla è troppo lunga, rimessa laterale. Possiamo vedere chiaramente come si schiera il Bagheria con questo 4-2-3-1 con cui c'è appunto i due mediani che sono Badami e Florio e i due esterni all'attacco che sono Caracappa e Virzi e Fiorentino trequartista con appunto unica punta Dario Ribaudi, il numero 10 che sembra appunto fare da boa di riferimento, poi in fase difensiva comunque va a coprire, diventa di fatto 4-4-2 a tutti gli effetti. Intanto la palla lunga del Bagheria, Costa in anticipo, anzi era Florio in anticipo, ha Moscato, deciso Ribaudo col fisico, forse un po' troppo. Ribaudo a Moscato, un duello che vedremo davvero per tutta la partita. Calcio di punizione Alcamo. Alcamo invece che gioca con un, giusto per fare una piccola analisi tattica, gioca con un classico 4-2-3 con gli esterni molto larghi, con Lentini che va a stringersi al riferimento, numero 11. E intanto palla lunga Bagheria, Fiorentino in anticipo netto Riccobono e va in avanti Bagheria che può girare il pallone con Badami. Ovviamente c'è il giocatore a terra ed è gioco interrotto. Intanto cerchiamo di capire, penso che sia palla in mano all'arbitro, quindi riconsegnerà il Bagheria il pallone al giocatore dell'Alcamo. Invece no, non c'è riconsegna, lascia giocare perché di fatto il pallone non è stato gettato fuori, è stato solo interrotto dall'arbitro, quindi palla lunga, ritorniamo alla cronaca. Virzi alza il pallone per Florio che può controllare, grande qualità qui nello stop. All'indietro, recupero ottimo del giocatore dell'Alcamo e altrettanta pressione da parte del numero 3 Davide Gastone che ferma tutto ed è rimessa appunto laterale per l'Alcamo. Risultato fermo sullo 0-0 con Bagheria che sta creando decisamente di più, questo bisogna dirlo. Intanto Ribaudo alza il pallone interessante, Bagheria che va con Caracappa, la sponda, Fiorentino, lo scambio diventa una palla utile per Caracappa che prova il sinistro, respinta molto bene dal terzino Prestigiacomo ed è rimessa laterale per il Bagheria in zona d'attacco. Ancora Florio, mette giù Gastone, Florio, Gastone cerca il cross insidioso sul primo palo, Misseric. Ancora Alcamo che gioca a corta per Cancila. Gioca con Vitrano, ancora Cancila. Lentini ottimo qui Lentini, grande rasoiata per D'Amico in anticipo Costa. Ancora Bagheria che va con il palleggio Badami, adesso Fiorentino mette giù, ancora Caracappa, Samuele Caracappa. Ottima giocata, ancora resiste. E adesso c'è l'Alcamo però, Costa deciso sul pallone. Ci sono braccia un po' larghe da parte dei difensori, da entrambe le squadre comunque c'è da dire. Intanto la palla nei piedi del portiere. Florio, in pressione,
rincula verso il portiere e poi serve facile. Stefano Procida, che ha tutto il tempo per fraseggiare, appunto cambia lato verso Costa, e ancora proprio Cristian Costa, il numero 6 del Bagheria, che cerca questa palombella per Fiorentino, che prova la spizzata. Arriva la difesa dell'Alcamo, tutto regolare, lascia giocare Domenico Fiorentino. Ancora Fiorentino, può avanzare, sempre Fiorentino sulla fascia, la tiene lì, la sponda per Caracappa, e poi Ribaudo cerca la palla in mezzo, ed è calcio d'angolo per il Bagheria. Occasione importante per i padroni di casa, con appunto questo calcio d'angolo. Diventa un'occasione utilissima che passerà dai piedi di Domenico Fiorentino, il numero 7 del Bagheria. Domenico Fiorentino, calcio d'angolo, non lo vedete inquadrato nei nostri schermi, ma è il numero 7 che sta calciando. Ancora, cerca il cross verso il primo palo, facile la difesa dell'Alcamo, respinge, ancora però non è finita l'azione. Bagheria che va con Costa, tiene con grande esperienza il pallone. Ancora Fiorentino, cerca il cross, in uscita Misseri. Gioca corto. Ancora Moscato. A Moscato, pressato da Florio. Alcamo in difficoltà e va in avanti il Bagheria con Florio. Attenzione, Florio dentro l'area, palla per Ribaudo, può calciare, parata del portiere e poi respinta di Caracappa. Grande salvataggio e calcio d'angolo. La difesa alcamese lamenta un fuorigioco di Caracappa, in realtà non sembrava esserci. Comunque grandissima la parata di Misseri sul tiro di Ribaudo, forse un po' troppo debole. Comunque calcio d'angolo, batte adesso il Bagheria con Caracappa. La partita si sta alzando di livello. Ancora Caracappa che cerca il cross decisamente troppo basso, e va l'Alcamo a salire. Ancora Cina prova a recuperare il pallone, la palla è per Caracappa che la tiene in campo, non secondo l'arbitro. Rimessa comunque per il Bagheria. Caracappa mette giù il pallone, Samuele Caracappa cerca di girarla, grande fraseggio, Ribaudo ci prova col tacco, l'Alcamo legge bene, ancora prova a metterla giù, Florio con una grande padronanza nei propri mezzi, la gira per Cina, palla va fuori. Rimessa laterale Alcamo, quando mancano praticamente 12 minuti alla fine. Ovviamente c'è da contare il recupero nel caso in cui ci sarà. Ancora la rimessa laterale battuta, rimessa laterale assegnata al Bagheria. Alfonso Cina pronto alla battuta. Caracappa chiede il pallone, viene servito Ribaudo invece, la palla spizzata ed è ancora rimessa a Bagheria. Alla battuta la lascia poi Alfonso Cina. Ribaudo deve andare dentro l'area. Cina cercherà la frustata lunga, vediamo. Cina, una buona rimessa, palla in mezzo, Caracappa di testa, Birzi, non c'è nessun tocco, è assolutamente rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo Alcamo, Bagheria che protesta inutilmente, anche perché non c'erano davvero gli estremi per un calcio d'angolo, aveva toccato solo il numero 9 Carmelo Virzi, scusa, il classe 2002. Misseri pronto al rinvio molto lungo, un bel calcio quello di Misseri, colpo di testa di Caruso, può giocare l'Alcamo con Lentini, pressato da Florio, ancora palla per l'Alcamo, mette giù sempre l'Alcamo stesso, ancora in possesso Caruso, la palla lunga sulle mani di Miceli che si distende per tenere il pallone, lunga con le mani, sull'altra fascia c'è Gastone dalla sinistra, Virzi, stop orientato ad andarsene, bella giocata con l'esterno sinistro, allungare verso il centro, grande stop orientato, grande qualità degli attaccanti del Bagheria. Tiene il calcio di punizione, utilissima la squadra di casa, ancora va Stefano Procida, la gira per Costa, forse una palla fin troppo lunga per Ribaudo, no, invece Ribaudo la mette in mezzo, Fiorentino prova il duello con Moscato con grande esperienza, esce molto bene dalla difesa e la gira per il suo compagno Bellia, e poi presi Giacomo in anticipo decisamente Gastone e Dani Di Gallina, rimessa laterale.
Ancora Alcamo che va con Ammoscato. Florio in forte pressione, recupera il pallone. Palla per il Bagheria, Ribaudo può andare. Caracappa arriva come un treno. Fiorentino si deve fermare, girarsi. Fiorentino prova a metterla. Respinte di Cancila. Errori decisamente rischiosi quelli della difesa alcamese ed è calcio d'angolo per il Bagheria. Sempre Domenico Fiorentino incaricato della battuta. Domenico Fiorentino alla battuta. È il quarto calciangolo dell'incontro. Fiorentino deve calciarla meglio. Questa per esempio è buona. Palla in mezzo. Florio Cina non ha saputo sfruttare l'attacco bagherese questa occasione. Lentini va per l'Alcamo. Cina lo spinge. Fallo giustamente fischiato ai danni di Cina. Ed è calcio di punizione Alcamo. Quando veramente mancano davvero proprio gli ultimi scampoli del primo tempo. Siamo in questo momento al minuto 37 dell'incontro. Facendo una prima analisi dell'incontro, vediamo decisamente molto più Bagheria. Alcamo che deve lavorare sulla fase difensiva, in particolare quando è decisamente pressata dall'ottimo lavoro di Florio, che davvero sta facendo un lavoro in fase di disturbo importante. E intanto ancora Bagheria che va con Gastone. Palla lunga al volo, Ammoscato. Ferma tutto, è proprio Florio che recupera il pallone, tutto regolare e lascia giocare l'arbitro. C'è Florio a terra, ovviamente ha accentuato sicuramente un po'. Intanto l'Alcamo gioca, però la mette sportivamente fuori. L'arbitro Vinci cerca di controllare. Intanto rimessa laterale che comunque andrà restituita. L'arbitro che richiama intanto Cancila e Ribaudo. Misteri, rinvio decisamente lungo, si riprende adesso l'incontro. Ancora fallo ai danni del giocatore bagherese di Stefano Procida. Intanto è calcio di punizione battuto velocemente al Bagheria. Gastone che prova a velocizzare, palla per Virzi. Virzi si accentra, palla sulla laterale, ottima per Gastone, può cercare il cross. Gastone si ferma, si incespica sul pallone e rimessa dal fondo. Ci sono due palloni in campo, intanto bisogna sistemare la situazione. Intanto siamo quasi a 5 minuti alla fine dell'incontro e c'è il cambio annunciato da parte dell'Alcamo. Sta uscendo il numero 4 Vitrano, entrerà in campo il numero 14 Carollo. No, chiedo scusa, no, non esce il numero 4, è uscito il numero 2 in realtà, perché Vitrano si è semplicemente spostato, è uscito il numero 2 Prestigiacomo, è entrato il numero 14 Carollo. Ed è ancora... ci sono ancora un po' di spiegazioni, un po' di scaramucce tra Ribaudo e Ammoscato. Misteri pronto al rinvio lungo. Palla verso il centro, Lentini prova a metterla giù, molto bene Lentini, grande fraseggio e gran controllo. Palla per il numero 7 pronto a calciare, esattamente il numero 7 Gallina. Palla in mezzo, respinge Stefano Procida, ancora Bagheria che va con Gastone, grande dribbling, qui ottiene una buonissima rimessa laterale che serve a congelare un po' gli animi dell'Alcamo, che stava già alzando la testa, giustamente, una squadra comunque di buonissima qualità. Specialmente questo ragazzo Lentini ha davvero creato molto. Ancora la palla lunga, la spizzata di Virzi e poi Ribaudo col tacco. Ancora per Caracappa, adesso Ribaudo arriva tutto regolare sul pallone.
Va a ribaudo, il gioco fermo da parte dell'arbitro. Probabilmente l'ha presa fuori. Rimessa laterale per la squadra ospite. Ancora la palla per l'Alcamo, la gestione, sempre Cancila. Giro palla per i compagni. E qui c'è il Bagheria che può attaccare con Florio. Palla in mezzo per Caracappa, non si intendono i due. Adesso va l'Alcamo con questa grande rasoiata verso Gallina. Gallina punta all'uomo, Gastone butta a terra. E il primo giallo dell'incontro ai danni di Davide Gastone. Fallo giusto, decisamente in anticipo. Il giocatore Gallina con la giocata ha fatto la classica finta col tacco, quella che diremmo tra virgolette la Ronaldo Shop, diciamo così, ma giusto per queste piccole cose che sono più le skills da FIFA, diciamo, che più che calcio vero giocato. Intanto il calcio di punizione per l'Alba Alcamo. Calcio di punizione per l'Alcamo. Vediamo se riesco ad avere un'inquadratura migliore per il pubblico a casa. Ecco qui, questa è l'inquadratura giusta. La regia mi ha aiutato. Intanto il calcio di punizione proprio per l'Alcamo. Se ne incarica la battuta. Dovrebbe essere Caruso. Sì, conferma il numero 8 Caruso che batterà questo calcio di punizione. Cercherà probabilmente la palla in mezzo. C'è Lentini in agguato. Caruso c'è che cross, in realtà è barriera e va in avanti il Bagheria. Virzi in contropiede, può andare in velocità il Bagheria. Ancora si ferma Fiorentino, lascia giocare l'arbitro per il vantaggio. Adesso il vantaggio non si è concretizzato ed è calcio di punizione per il Bagheria. Calcio di punizione per il Bagheria quando siamo quasi alla fine del primo tempo, del primo tempo regolamentare, quello dei 45 minuti. Siamo al 43:37 in questo momento, con il Bagheria che ha questa occasione importante per provare a portarsi in vantaggio. Passerà tutto dai piedi di Stefano Procida. Vediamo cosa creerà il Bagheria, tanto di cosa dell'Alcamo che deve lavorare duramente per le insidie prodotte dal Bagheria. Calcio di punizione fischiato dall'arbitro, può giocare. Procida, la rincorsa, il cross a Palombella ad uscire. Alfonso Cinà, palla in mezzo, è uno schema. Ci hanno provato, non è riuscito. Caracappa allunga via il pallone. La battuta Misseri. Ancora Misseri. Misseri pronto al rinvio, molto lungo. Ancora la palla si impenna, Florio recupera il pallone. Alcamo che va però con Cancila prova ad allungare per Lentini, grande fisico e grande lever, riesce a controllare con una buonissima qualità tecnica. Ancora la giocata per il terzino Bellia, palla per Caracappa, Cancila, gamba tesa. Viene fischiato ovviamente il fallo. No, in realtà no, viene fischiato fallo laterale, quindi rimessa. E finisce il primo tempo senza minuti di recupero. Bagheria 0, Alcamo 0. Ora facciamo una piccola pausa pubblicitaria e riprendiamo proprio da qui, dal campo di Bagheria, per la giornata di promozione, il secondo tempo di Bagheria Alcamo su Sportisili. Non cambiate canale YouTube, rimanete sintonizzati con noi.
Se la Noia qualche ora fa ha vinto Sanremo, sicuramente non può avere la meglio tra due squadre che cercano l'una di congelare la salvezza e l'altra provare a conquistarla in questo finale di stagione. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri per la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani, 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Lo scambio con Iannazzo, poi Nolfo, palla lanciata ancora per Nolfo che si presenta in area, Nolfo al contatto, calcio di rigore. Comunque si presenta dal dischetto Secum contro Zummo, fischia l'arbitro, la rincorsa di Secum, Zummo, poi ancora Secum, arriva sulla ribattuta e porta in vantaggio l'Accademia Trapani. Era stato bravo Zummo a sventare il calcio di rigore, il più lesto di tutti, Najib Secum. La punizione, la rincorsa di Romano, secondo palo, Ricciulli sforbicia verso l'area, Campanella la mette in calcio d'angolo, Maltese per Cerniglia, ora Pellegrino. Pellegrino con questo tiro fiondato, respinge Mistretta, palla che rimane lì, ancora Mistretta sul tiro masticato da Federico, cercato Guaiana, Guaiana poi la gira ancora su Cammareri, cross che arriva in area, la girata di Agnello, blocca Zummo, c'è la punizione di Romano, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa, la parata di Mistretta, il calcio d'angolo, se ne occupa Secum, pallone in mezzo Costantino, poi Secum ancora, crossa di prima, pallone messo fuori, tempesta col sinistro, palla alta. C'è la punizione per la Don Carlo Misilmeri, Romano, tocco per Pellegrino, tiro deviato, Mistretta la fa sua, controllo un po' difettoso, poi arriva Miliziano, ingresso in area, Miliziano al limite, Cerniglia cerca luce per il tiro, non la trova, poi gran palla per l'inserimento di Federico che calcia, il salvataggio, anzi no, la palla direttamente fuori. La punizione, Secum, scodella in mezzo, colpo di testa e c'è il raddoppio firmato da Perricone, ma fuori gioco, fuori gioco. C'è la punizione per l'Accademia, fischia l'arbitro, Secum traversa, ma l'ha toccata anche Zummo, quindi calcio d'angolo. Bandera, il cross, secondo palo, prova ad arrivare Pavisic, anticipo di Perricone, palla per Cerniglia, Cerniglia prova a liberarsi, Romano, zona tiro, ci prova Romano, Mistretta respinge Matera, gol ma in fuorigioco, fuorigioco. Può salire il capitano dell'Accademia, Cammareri, arriva praticamente in area, ancora Cammareri, calcia Cammareri, palla alta sopra la traversa senza deviazione. Punizione di Zummo, Secum di testa e l'arbitro fischia alla fine, l'Accademia Trapani espugna il campo della Don Carlo Misilmeri col punteggio di 1-0, decisivo il gol su calcio di rigore di Secum. Secondo minuto il Marineo si è portato in vantaggio, ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere l'esecuzione del gol di D'Agostino, di Peri. Nuies, conclusione, la parata da parte di Fagone che blocca a terra, veramente conclusione di Lovico Mario, tanto tempo dal 2019, quindi diciamo che era un po' impreparato su questo cross. Intanto il colpo di testa da parte di Suarez, la parata da parte di Passaro, ex San Luca. Belecco trova l'1-2 con Torres, calcio di rigore. Vedete, avessimo il VAR in questo momento abbiamo potuto anche vedere dove è caduto Torres, fischia l'arbitro, parte Arenoso! Che rigore, che trasformazione da parte di Federico Arenoso, aveva anche intuito l'angolo Passaro, ma il rigore era veramente molto potente. Parte Maggio, la palla tagliata che sorvola tutto lo specchio della porta. Palla recuperata da Iantus, verticale a cercare Torres.
Torres, attenzione, cartellino rosso, espulso Maggio. Un grande aggaggio Suarez, sterza, mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, la palla passa a Torres! E il Ciacci! Santiago Torres! Il ruggito del Ciacci! 2-1! Parte il cross in mezzo, il pallone passa, Mantegna! Si impone Palma che manda il pallone in calcio d'angolo. Cambio della super giovane Castelbuono, parte lo Spiovente, il colpo di testa allontanato da Belecco e poi la conclusione provata da Mantegna, palla che si perde sul fondo, il colpo di testa da parte di Loporto. Tanto un giocatore rimane il momento in panchina, Iattus. Conclusione la parata da parte di... Probabilmente c'è la volontà di cambiare qualcosa anche in attacco. Torres, avvia Torres, Passaro con un miracolo di essere il miglior marcatore sulla giovane Castelbuono. Torres all'1 contro 1, Torres sterza, Torres, Passaro, quel pallone gli vale di c'è calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono. C'è un'autostrada per Altieri, il pallone che è preciso sui piedi di Altieri che stoppa la conclusione. Antonio Altieri trova il primo gol con la super giovane Castelbuono. Antonio Altieri, la sua gara è stata sfortunata per l'espulsione di Maggio, intanto la conclusione e va vicinissimo al gol del 3-2 che però ieri ha perso contro la squadra Lissera di Castellammare. Conclusione, gol da parte di Altieri che mette il punto esclamativo su questa gara. Grande palla, quindi se a Fulgatore la partita dovesse finire per 2-1 sulla giovane Castelbuono sarebbe a +6. Squadre ritornate in campo per il secondo tempo dell'incontro. Bagheria Alcamo, 20ª giornata del campionato di promozione, con risultato di 0-0, di fatto con un Bagheria che ha dimostrato grande caparbietà, sfortunata in fase offensiva, in fase realizzativa. Alcamo che invece ha saputo creare qualche piccola insidia al portiere. Ancora il Bagheria da analizzare, comunque il lavoro sapiente del mister con questo 4-2-3-1 davvero interessante, che ha portato alla pressione costante dei due mediani sulla fase di non possesso e ha portato molto spesso ad occasioni interessanti proprio per il Bagheria. Appunto i due mediani sono Florio e Badami rispettivamente. Insomma, hanno creato abbastanza per questo incontro, può portare 3 punti per il Bagheria. Anche l'Albacamo comunque deve sicuramente reagire e lavorare un po' sulla fase difensiva. Aspettiamo soltanto l'ingresso degli abiti per far ricominciare appunto il fischio di inizio di questo secondo tempo e si riparte con altri 45 minuti di fuoco sicuramente tra Bagheria ed Albalcamo. Poi qua la faccio passeggiare.
Arbitro che è pronto a riprendere il gioco. Bisogna aspettare l'ingresso di tutti e tre gli addetti di gara, tutti e tre i direttori di gara, appunto. Arbitro Vinci, che sinora ha dovuto condurre una partita comunque da ritmi un po' accesi, almeno in fase iniziale. Poi ha trovato, diciamo, la quadra e ha saputo farsi rispettare. Comunque non è facile in un incontro sicuramente acceso tra Bagheria ed Alba Alcamo. Intanto gli arbitri che fanno il loro controllo di porta da tutte e due le parti, mentre si verifica che le reti siano tutte a posto. Bagheria che adesso attaccherà dall'altra parte, quindi sarà un po' più difficile poter decifrare, poter inquadrare l'azione. Intanto però si potrà ricominciare tra pochissimo, si aspetta il fischio del signor Vinci e siamo tra pochissimo pronti. Gli ultimi accorgimenti dell'arbitro e si potrà ricominciare l'incontro. Bagheria Alba Alcamo 0-0 ancora. Si è pronti, si aspetta solo il fischio e si potrà partire con il secondo tempo. Sincronizza gli orologi. E via. Si ricomincia, palla per il Bagheria, subito verso Virzi. Rimessa 3 però per l'Alcamo. Ancora la rimessa laterale appunto per l'Alba Alcamo, palla lunga, Gallina, rimessa laterale ancora per il Bagheria che gioca con Badami. Adesso Procida, Stefano Procida alza questo pallone a campanile, di testa Gallina. Procida deciso sul pallone contro D'Amico, rimessa laterale, Bagheria. Ancora Gastone alla battuta della rimessa. Florio, la gioca per Procida. Stefano Procida cerca di cambiare lato verso Costa, adesso può gestire il possesso la squadra padana di casa. Pressione dell'Alcamo, intanto Costa va con il rinvio lungo verso Fiorentino. E ancora però lascia giocare l'arbitro. Adesso fischia un fallo di mano, palla per il Bagheria, batte velocemente Florio. Gastone può andare, Gastone ancora prova ad avanzare verso la sinistra, viene fermato, tutto regolare. Arbitro ha condotto una partita assolutamente ottima dal mio punto di vista. Intanto va Gallina, Bagheria che prova a prendere il pallone con Gastone, c'è il fallo, calcio di punizione per l'Alba Alcamo. Vitrano batte velocemente all'indietro per Cancila. Lentini prova a prendere il pallone, ma c'è il Bagheria che pressa. Cancila, palla lunga, Costa spalla alla porta, prova a gestire il pallone molto bene qui Costa, palla lunga, mette giù Fiorentino, fermato e c'è ancora la Bagheria in possesso. Procida, pressione di Lentini, palla lunga per Virzi che riesce a passare. Vitrano, grande recupero ancora di Vitrano, c'è il fallo, calcio di punizione per l'Alba Alcamo. Calcio di punizione, palla lunga, Gastone spazza sull'altro versante e la palla va fuori, messa 3 per l'Alcamo. Arbitro che aspetta il recupero del giocatore che si può rialzare. Tanto è entrato in campo il numero 14 Carolla, appena è entrato nel primo tempo, c'è stato registrato un solo cambio ed è palla sulla laterale proprio per l'Alba Alcamo. Ancora Alcamo che va con Lentini in palleggio, prova a tenerla lì, Lentini prova il cross, ferma molto bene Alfonso Cinà per il Bagheria. Caracapazzi il pallone ad allungare verso Ribaudo,
prova ad avanzare Ribaudo, c'è stato un fallo prima, indicato prima appunto dall'arbitro Vinci, calcio di punizione. Calcio di punizione lo indica indietro, Costa pronto a calciare. Cristian Costa. Costa palla lunga verso Caracappa, di testa il difensore dell'Alcamo che respinge in rimessa laterale. Ancora Bagheria, batte questa rimessa lunga Alfonso Cina, di testa il difensore, ancora Bagheria che prova ad andare, accusa un fallo di mano, fischiato e quindi calcio di punizione per il Bagheria. Calcio di punizione per il Bagheria, alla battuta andrà il numero 4 Mauro Badami. Mauro Badami pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Una palla che potrebbe essere insidiosa, vediamo come si posiziona l'Alcamo in fase difensiva. Badami prova a calciare dentro l'area, Procida il tocco. C'è il Ribaudo, parata del portiere, ancora però non è finita l'azione. Vacina, il tiro. E c'è il fallo di mano in attacco probabilmente ed è calcio di punizione. Quando sono passati 5 minuti in questo secondo tempo, siamo al 50° minuto. E Alcamo che può ricominciare con Cancilla. La palla sulla laterale, pressato e c'è il fallo ai danni del numero 2 Presti Giacomo, no, ai danni del numero 3, scusate, Bellia. Ed è calcio di punizione per l'Alcamo. Cancilla pronto alla battuta. Cancilla va a lungo sulla fascia per Lentini, non ci arriva nessuno ed è rimessa laterale per il Bagheria. Alla battuta Castone, sbaglia il possesso Lentini, Castone ancora all'indietro. La palla per Miceli. Costa. Costa. Rasoiata lunghissima dentro verso il centro. Caracappa non ci arriva e Alcamo che prova ad andare in avanti con Lentini che gestisce sempre molto bene il possesso del pallone quando viene chiamato in causa. Bellia fermato, grande recupero per Fiorentino del Bagheria che prova ad andare in avanti. Ribaudo, il dribbling, palla e mezzo, nulla di fatto, l'arbitro indica chiaramente che non c'è nulla e possiamo dire che da qui posso essere d'accordo con la decisione dell'arbitro ed è palla per l'Alcamo. Misseri alla battuta lunga verso l'esterno d'attacco Gallina, colpo di testa mancato da Cina. Procida allunga le braccia, giustamente mima l'arbitro il gesto della spinta ed è calcio di punizione sempre per l'Alcamo che sembra essere molto più in palla rispetto al primo tempo, anche se Bagheria comunque ha creato l'ennesima occasione pericolosa con Ribaudo. Calcio di punizione. Ancora calcio di punizione battuta, palla insidiosa, fuori, rimessa dal fondo. Miceli, corta per Costa che vuole giocare dal basso, ancora Cristian Costa, Procida, Stefano Procida, palla lunga, ancora Alcamo, Vitrano. Procida ferma tutto, ancora però l'Alcamo può andare con il suo numero 5, spinto via. Riccobono viene spinto via, Alcamo che prova a giocare ancora, recupero di Virzi, ancora Virzi, decisamente Riccobono fa fallo e l'arbitro deve ammonire. Calcio di punizione per il Bagheria, squadra padrona di casa che in questo momento si trova sempre 0-0 e ricordiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso che può guardare la diretta sul nostro canale YouTube Sportisili e poi riguardare gli highlights
alla fine di tutto durante la settimana ci saranno appunto gli highlights di questo incontro, sperando che ci sia un incontro ricco di gol. Ora sinora non ce ne sono stati, ma vedremo cosa succederà. Intanto la palla corta per Costa. Costa cerca la palla lunga sulla fascia per Caracappa, in anticipo Cancila, colpo di testa, rimessa laterale. Alfonso Cina alla battuta, rimessa laterale dalla destra, ancora Cina che può andare con la frustata lunga dentro l'area. Lentini respinge di testa, Badami deciso, non la recupera, poi c'è il tiro di Gastone, la palla si impenna e va decisamente fuori, rimessa dal fondo per l'Alcamo. Misseri, il portiere classe 2003 che sinora è stato diverse volte impegnato, diverse parate molto buone, e Misseri diceva appunto di questa sua qualità di calcio, lo si vede da questi rinvii sicuramente insidiosi. Ancora la palla per Lentini, Cina, poi la prende l'Alcamo, ancora prova ad avanzare Caruso, fermato da Fiorentino, Lentini resiste e c'è la rimessa a 3 per il Bagheria. Cina batte velocemente, colpo di testa spizzale di Ribaudo, Florio in pressione, ancora Costa, la prende l'Alcamo. Lentini, rasoiata di prima, contropiede dell'Alcamo, niente male, Florio ferma tutto, grande lavoro di interdizione di Florio e ottiene il fallo. Calcio di punizione, Florio la lascia poi a Stefano Procida, che può calciare col sinistro, una palla lunga verso Caracappa, la spizzata di testa nelle mani e piedi sicuri di Misseri. Ancora Misseri che va pronto al rinvio, Procida di testa, prova a respingere Riccobono, può allungare dalla destra, palla insidiosa, Lentini pronta ad andare l'Alcamo, il tiro leggermente deviato da parte di Caruso ed è calcio d'angolo per l'Alba Alcamo, il primo angolo di questo secondo tempo per l'Alba Alcamo. Calcio d'angolo che può essere davvero pericoloso, la difesa del Bagheria deve saper lavorare bene. Vediamo. Calcio d'angolo sui piedi di Riccobono, in agguata a Moscato, 5 gol all'attivo per lui. Il cross sul primo palo, direttamente prende il palo. Cosa è successo in questo calcio d'angolo? Ancora Alcamo che va con Carollo, Carollo pronto a recuperare questo pallone, lo scambio tra i due. Costa protegge, rimessa al fondo, va Cristian Costa, Cina lungo verso Caracappa, protegge molto bene il difensore dell'Alcamo ed è però rimessa laterale Bagheria. Messa laterale Bagheria, Alfonso Cina, Badami, Cina, lo scambio tra i due, ancora Badami, si può centrare Badami, la palla in mezzo, la spizzata di Florio in uscita Misseri, palla sicuramente non pericolosa, l'Alcamo che può ripartire in velocità, ancora con Vitrano, Vitrano contrastato da Virzi, ancora Vitrano, deve girarla, la gira all'indietro da Misseri, Misseri pronto a calciarla lunga, Gallina in agguato su Procida, lascia giocare l'arbitro, dà il vantaggio, palla per il Bagheria. Ancora Costa, Cina, la giocata con Virzi, grande uscita qui del Bagheria, riesce a giocare in un fazzoletto di terreno, grande palla per Fiorentino, contropiede del Bagheria, si alza il ritmo, grandissimo recupero di Cancila. Quando l'Alcamo parte in velocità, quando il Bagheria parte in velocità è davvero pericoloso. Rimessa laterale sempre per i padroni di casa, Caracappa che prova a puntare, la gira dietro, Badami alza il pallone deviato e l'Alcamo prova ad andare, rimessa laterale, si rifugia sempre appunto sulla laterale, la via più facile. Palla per il Bagheria ancora, c'è che cross Cina,
teso in aria, Fiorentino si gira, Cina c'è che cross sul secondo palo, respinge la difesa dell'Alcamo, anche se ancora non è finita l'azione, ancora può andare Florio. Florio la gira all'indietro, Procida, il baricentro è alto adesso il Bagheria. Procida prova questa grande palla per Caracappa che cerca di mettere il cross decisamente lontano dalla porta, però Virzi ci arriva e ancora Alcamo che va a rinvio, la palla va fuori, rimessa laterale per la squadra padrona di casa. Gastone batte velocemente la rimessa laterale, Virzi si ferma, cerca il cross, Virzi teso in aria, l'uscita di Misseri salva tutto e va l'Alcamo velocemente con Lentini, Badami di testa, prova a respingere. Il Bagheria è davvero in palla, ogni azione è sempre pericolosa, intanto l'Alcamo però non si arrende, Lentini grandissime qualità. Siamo all'ora di gioco appena entrati, 59-15 in questo momento. Sono un po' di proteste con l'arbitro, ma ha rimesso ovviamente ritmo nervoso, la partita la sta tenendo davvero bene, sulle corde giuste l'arbitro. Ancora rimessa 3 battuta dall'Alcamo. Cina, Florio prova a cambiare lato, non c'è nessuno e va Vitrano alza il pallone, ottimo recupero di Gastone che la tiene lì. Fiorentino prova a girarsi, defilato molto sulla linea, sempre Fiorentino la gira, Badami può provare il tiro, pressato da Lentini, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro. Ancora Alcamo che può avanzare, supera l'avversario, Gallina, dovrebbe essere, no? Gallina è sull'altro lato, quindi era Caruso. C'è la rimessa laterale per l'Alba Alcamo che adesso può alzare il suo baricentro e andare verso l'attacco. In quest'ora di gioco appena passata 0-0. Alcamo che dimostra comunque di meritare la sua classifica in una posizione tranquilla di salvezza, considerate appunto le peripezie delle due società. Bagheria ed Alcamo giocano in campi che al momento sono fondamentalmente inaccessibili al pubblico. Bagheria appunto non ha pubblico, purtroppo deve giocare a porte chiuse, anche l'Alcamo con l'Elio Catella che comunque è lo stadio storico in cui comunque non si può ospitare purtroppo al pubblico, quindi due società che hanno una storia e che purtroppo sono costrette a non far godere la loro storia al pubblico, quindi permettetemi un appello accorato ai due comuni, ma comunque in generale alla politica sportiva italiana che comunque potrebbe aiutare a far ricrescere le strutture in campo e il calcio, appunto il calcio locale che è sempre un po' troppo bisfrattato secondo me. Rimessa laterale, tornando alla cronaca dell'incontro per l'Alcamo, mette giù D'Amico e poi Gallina, ancora Gallina, il numero 7 dell'Alcamo va, adesso Carollo, azione interessante per l'Alcamo, recupero di Gastone ed esce molto bene il Bagheria, Florio con l'esterno, Fiorentino, ammoscato fa fallo, chiede scusa, ammonito ammoscato. Avevo detto che era già stato ammonito prima, ma in realtà non penso sia stato ammonito prima e c'è il cambio per il Bagheria. Esce Samuele Caracappa, vediamo chi entrerà in campo. Dovrebbe essere il numero 13 Cristian Ferrara, under per under come regola richiede. Calcio di punizione, pronto Procida alla battuta. Stefano Procida pronto alla battuta di questo calcio di punizione, gli danno riferimenti i compagni, lui preferirà sicuramente calciare lungo, infatti la palla è lunga decisamente per Virzi. Gallina può girarsi per l'Alcamo, pressato, deve rinculare dietro verso il compagno, la palla lunga D'Amico, Procida di testa, Badami la tiene lì, Cina allunga per Ferrara, non è entrato. Ancora Ferrara, cerca il cross, teso in aria, Fiorentino può stoppare, Fiorentino, la ciccata, tiro strozzato di Fiorentino, occasione importante per il Bagheria, la più nitida decisamente di questo incontro, Fiorentino non l'ha saputa sfruttare, e ancora Alcamo che può giocare, quando siamo al 63esimo di gioco, intanto palla per l'Alcamo, Cancilla, calcia forte e lungo, per D'Amico, Costa lascia passare,
Cina all'indietro, Miceli. Ancora Miceli. Costa. Procida. Ancora Stefano Procida. Può andare. La palla molto lunga. Il portiere è in uscita fuori. Era fuori posizione. Ribaudo. La gioca per Virzi. Ancora Virzi. Fermato. E l'Alcamo va. Con Gallina. Ottima l'uscita. Non si sono intesi però l'attacco dell'Alcamo con il suo centrocampista. Ancora va Cina. Alfonso Cina. Finta e dribbling. La gira all'indietro. Costa per Procida ad allargare il gioco. Ancora Stefano Procida. Può avanzare. Procida rasoiata, gran cambio di gioco, molto ben riuscito, e Ferrara può mettere giù molto bene il giovane Ferrara, cerca di girarla, Caruso spazza ed è fuori. Altro cambio palla, rimessa 3 Bagheria. Badami. Cina può puntare, si accentra, cerca il cross col sinistro. La palla è decisamente troppo lunga per Virzi e Gallina deve spazzare, infatti è così. Calcia a lungo, c'è D'Amico, duello con Procida, con grande esperienza, palla rovesciata all'indietro. Ancora si scontrano i due dell'H, però vanno in avanti. Allora Carollo, pressato da Gastone, che va in copertura, Gastone recupera il pallone. Rimpallo col corpo, Cancila, può allungare, ancora Alcamo che prova ad andare con Lentini. Lentini controlla molto bene il pallone, grande rasoiata. Gallina in posizione regolare, il palleggio. Ancora Gallina, la tiene lì. All'indietro, prova il tiro. La palla va fuori. Comunque un ottimo lavoro del numero 11 alcamese. Lentini, che se mi permettete un paragone, ricordo un po' per il lavoro che fa Edoardo Soleri. Giocatore che comunque di ben altre categorie ovviamente, però il paragone secondo me può starci. Intanto palla per il Bagheria. Costa va a lungo di testa il compagno numero 10 Ribaudo. Ancora Alcamo che però cerca di uscire. Allora il Bagheria può prendere il pallone con Florio. Ottima la triangolazione che però non si concretizza. Badami ottiene un fallo invece ed è calcio di punizione per il Bagheria quando siamo al 65esimo e 33 secondi. Siamo veramente sui 35 metri circa. C'è il calcio di punizione, battuto velocemente Ferrara, la giocata Ferrara, la palla in mezzo. Il portiere Misteri si distende la para. Misteri. Rasoiata verso l'area, D'Amico. Costa manca l'intervento e c'è la spinta. Infatti calcio di punizione per il Bagheria. Costa la gioca corta per Procida e poi ancora Cina. Alfonso Cina. Palla molto lunga sull'altro lato. Respinge l'Alcamo con Vitrano. Gastone manca l'intervento. Ma c'è Procida che con grande esperienza si ritrova lì e poi rinvia. Palla fuori. La palla va nelle gradinate non agibili al pubblico. Ed è rimessa la 3 per l'Alcamo. Rimessa laterale Alcamo. Vitrano batte ancora palla lunga. D'Amico. Gallina di prima, grande palla di testa Cina a rimediare. Ancora però l'Alcamo, sempre Cina, recupera per il Bagheria. Ferrara lotta sul pallone, grande recupero, gran passaggio per Fiorentino. Fiorentino alza la testa e gira. Virzi, pallone in faccia verso Vitrano. Sportivamente è stata messa fuori dal compagno di squadra. È arrivata una pallonata in pieno volto per il ragazzo numero 4 dell'Alcamo e diventa un momento di fatto di riposo. Si chiede il soccorso per lui, proprio perché per regolamento comunque una pallonata sul volto si richiede appunto l'ingresso del medico, diciamo così.
si aspetta intanto la ripresa del gioco per la ripresa del gioco Vitrano, che ovviamente deve aspettare fuori a bordo campo, e c'è il Bagheria che restituisce il pallone per l'Alcamo. Lo fa rientrare l'arbitro al giocatore colpito. Lentini lotta sul pallone. Cina è un avversario molto ostico, recupera il pallone, palla per il Bagheria, Fiorentino in controllo, fallo non visto dall'arbitro, almeno ha interpretato così, o probabilmente ha interpretato che non c'erano gli estremi per il fallo, ed è rimessa laterale sempre per il Bagheria. Va in possesso la palla lunga al centro di testa Virzi, la palla va fuori, rimessa dal fondo. Ancora 0-0 tra Bagheria ed Alba Alcamo, 1928. Due realtà storiche del nostro calcio. Addirittura sono due squadre che hanno visto tutte e due la Serie C, quando ai tempi c'era ancora Serie C1 e Serie C2. Quindi parliamo di realtà davvero di tanto tempo fa, e squadre che stanno rinascendo dalle ceneri. E intanto va il Bagheria, Florio, palla in mezzo, Alcamo ancora che gioca con la palla laterale, e dalla laterale arriva poi al fraseggio al centro, e c'è il fallo, calcio di punizione proprio per l'Alcamo. Quando siamo al 70° minuto di gioco, siamo quasi praticamente a 20 minuti dalla fine, è passata appunto la metà di gioco. Allora la palla lunga, ancora Bagheria che gioca con Fiorentino, adesso alza il pallone ad allungare verso Ribaudo, ha Moscato, respinge, e poi Gastone, ancora palla per Badami che deve dettare ordine. Cina, ancora Cina, Procida, Stefano Procida ancora con calma, può avanzare a campo e prova appunto ad avanzare stesso Procida, sempre quella rasoiata interessante sull'altro lato, non ci arriva stavolta, la palla è troppo lunga, però serve ed è molto utile per ottenere un calcio d'angolo importantissimo, e che può essere l'infa vitale davvero per questo Bagheria, che ha bisogno di ogni occasione possibile per tentare i 3 punti. Ancora calcio d'angolo per il Bagheria, calcio d'angolo per il Bagheria, battuta sul primo palo, prova a toccarla Costa, anzi no, è Florio, e va all'Alcamo. Gallina guadagna il fallo. Intanto penso ci sia un altro cambio per il Bagheria. Esce Davide Gastone ed entra, esce il numero 3 del Bagheria, Davide Gastone. Dovrebbe entrare, se ho capito bene, dovrebbe essere Francesco Biondo. Vediamo se è lui, il numero 19. Sì, esatto, ha avuto conferma, è Francesco Biondo, giocatore che è passato dalle giovanili del Palermo, e non solo, ha avuto anche un periodo di fortuna con la maglia del Monza nel settore giovanile. Poi ovviamente sì, con la Leonzi, insomma tante esperienze tra settori giovani professionistici. Poi purtroppo si è trovato anche alla Vibonese in Serie C, doveva andare, insomma tutta una serie di storie particolari di questo ragazzo. Comunque grandissime qualità tecniche, adesso si ritrova in un campionato di promozione che sicuramente è fin troppo forse larga per lui. Intanto Procida che si spiega con il giovane arbitro, che si è saputo far rispettare molto secondo me. Ancora Bagheria che va con Cina, la palla lunga per Ferrara, la rimessa laterale sempre per il Bagheria. Adesso Virzi è passato terzino sinistro al posto di Gastone ed è salito Biondo. Si mantiene di fatto questo 4-2-3-1 classico di mister Pagano, che in questo caso comunque è squalificato. Ancora la palla verso il mezzo di Cina, calcio d'angolo per il Bagheria, occasione importante.
Calcio d'angolo battuto, palla lunga sul secondo palo, prova a rimetterla in mezzo Florio, in uscita Misseri. Misseri, rinvio lungo verso il centro, Badami, Cancilla di testa respinta, non una delle migliori. Fiorentino prova ad andare sul pallone, c'è il fallo forse da parte di Fiorentino ed è infatti è così, calcio di punizione per l'Alcamo. Gioco fermo, ancora ci sono un po' di... Ci cerca di rialzare appunto il giocatore per terra dell'Alcamo che ha accusato il colpo. Calcio di punizione quando siamo a un quarto d'ora dalla fine, al 75esimo. 74-15 in questo momento. Calcio di punizione per l'Alcamo. Palla lunga per Lentini, intanto si ritorna alla cronaca del gioco. Lentini prova a passare su Cina, non è un avversario per niente facile. Rimessa laterale per l'Alba Alcamo. Rimessa laterale che verrà battuto in consento, D'Amico intanto si inserisce. Viene servito in realtà Lentini che cerca la spizzata, Lentini il controllo, va sul fondo. Messa dal fondo appunto Bagheria. Miceli per Costa, Cristian Costa, calcia lungo di testa Riccobono per l'Alcamo. Carollo in duello con Florio, prova a mettere giù l'Alcamo con Caruso, ancora può avanzare Caruso, il numero 8 dell'Alcamo, cerca il cross, respinta di schiena di Cina e poi Riccobono, sempre Badami in palleggio. Ferrara non tiene il pallone in campo, messa laterale Alcamo. Di testa Cina, Fiorentino prova la spizzata e non va, palla lunga per l'Alcamo, Procida col petto e poi rinvia lunga per Biondo. Vitrano manca l'intervento, Biondo di testa può spizzare, ancora la palla per il Bagheria. Cina, Ribaudo, sbaglia il fraseggio, qui è brutto l'errore. Allora Cina può andare lungo, prova la giocata il numero 13 Ferrara, non è rimessa laterale Bagheria, è rimessa Alcamo. Quando manca davvero poco più di un quarto d'ora alla fine dell'incontro tra Bagheria ed Alba Alcamo, ancora sullo 0-0, una partita comunque molto combattuta, molto studiata. Alcamo che si è difesa decisamente meglio rispetto al primo tempo, però il Bagheria è sempre lì pronto ad attaccare. Florio prova ad allungare, Alcamo che va con D'Amico a metterla giù, ancora Lentini alza questa rasoiata d'esterno, respinge molto bene Cristian Costa ed è rimessa laterale per la squadra ospite. Cancilla alza il pallone, Procida respinge col piede sinistro, mette giù, rimessa laterale per l'Alcamo. Ancora la palla per D'Amico, controllo sbagliato, poteva andarsene solo, ha sbagliato lo stop, rimessa laterale Bagheria. Ancora Bagheria con Cristian Costa che gioca per Procida, ancora Stefano Procida può avanzare, la tiene lì, palla lunga verso Biondo, arriva in anticipo sul pallone Florio, grande palla, Ribaudo in anticipo a Moscato, salva tutto e va all'Alcamo in avanti con il suo centrocampista, palla lunga D'Amico in fuorigioco, si è disinteressato del pallone D'Amico e gioca il Bagheria. Costa
Prova il tocco ribaudo, non ci arriva. C'è Florio. Sbaglia il controllo Florio, rimessa laterale. Rimessa laterale per l'Alba Alcamo. Alba Alcamo che va con la rimessa laterale. Lentini si fa passare il pallone da Amico. D'Amico cerca la palla lunga per Lentini, Costa protegge molto bene il pallone, Cristian Costa contro Lentini, Costa protegge, spazza, Lentini la tocca, rimessa laterale, palla che ritorna in campo, questa tra Bagheria, Cina alla battuta, non sa chi dalla Cina, aspetti i compagni, trova Florio, che stoppa e spazza, fuori, rimessa laterale per la squadra ospite, l'Alba Alcamo. Quindi siamo veramente a 10 minuti alla fine dei tempi regolamentari, poi ovviamente vediamo se ci sarà recupero. Intanto c'è un cambio per il Bagheria, uscirà il numero 7 Fiorentino, entrerà il numero 14 Bonanno. Bonanno, misilmerese originario di Misilmeri. Gioca nel Bagheria, ha giocato per diversi anni appunto nella squadra locale del paese, nella Don Carlo Misilmeri. Adesso il Misilmeri gioca in una categoria superiore, quindi Bonanno ha ripiegato e ha scelto il Bagheria come progetto interessante proprio per andare, perché no, in eccellenza. Le qualità ci sono. Intanto calcio di punizione. Calcio di punizione per l'Alcamo. Gallina chiede palla, non so se gli arriverà. Intanto la palla lunga di testa Procida. Florio alza la testa e gira. Cina lungo, Biondo prova la spizzata di testa, ancora però l'Alcamo. Gallina col tacco molto bene, Ricco Bono la tiene lì. Grande recupero di Virzi, ribaudo, può andare incontro per il Bagheria, vediamo cosa fa. Ancora Virzi, cerca il cross, teso in aria, Moscato respinge. E poi ancora la palla lunga. Prova a metterla giù molto bene il Bagheria, Virzi, ribaudo. Fallo non fischiato, c'è il giocatore a terra. L'Alcamo si ferma e mette la palla fuori. Siamo all'81esimo minuto, 0-0, ancora ancorato, decisamente ancorato il risultato. Due squadre che comunque, in particolare il Bagheria, poteva meritare un po' di più, ha creato un po' di più a livello di occasioni, però è stato molto molto bravo il portiere dell'Alcamo. Palla restituita alla squadra ospite con Misseri pronto sui suoi piedi a rinviare lungo verso Gallina. Calcio di punizione per l'Alcamo intanto. Bonanno si mette davanti al pallone per ostacolare la battuta e l'arbitro fa rispettare le distanze. Calcio di punizione. Calcio di punizione per l'Alcamo. Ricco Bono. '82esimo, Ricco Bono cerca il cross in aria, Gallina di testa, Miceli respinge. Occasione la più nitida per l'Alba Alcamo è proprio questa, il colpo di testa che sicuramente non era particolarmente pericolosa, però Miceli ha saputo respingere come meglio poteva e ha ottenuto il calcio d'angolo dall'Alba Alcamo. Palla che può essere insidiosa, sempre calciata da Ricco Bono, vediamo. Il cross direttamente in porta, Miceli coi pugni respinge e ancora può andare il Bagheria in contropiede. Biondo recupera il pallone, Francesco Biondo la allunga verso Virzi, in anticipo Vitrano ed è rimessa laterale. Rimessa 3 per il Bagheria, adesso Cina
Badami, grande stop a seguire, raddoppiato, però recupera l'Alcamo. E allora può andare in avanti l'Alcamo con Gallina. Recupero importante, recupero davvero importante da parte di Virzi, in un ruolo sicuramente inedito. Quello del terzino, almeno la prima volta che lo vedo in quel ruolo lì. Intanto la palla lunga, Ribaudo accusa il fallo, accentua forse un po', però calcio di punizione utilissimo per la squadra padrona di casa, pronta a calciare in porta. Può essere davvero un'occasione, un calcio piazzato. Ci sono tanti tiratori interessanti, c'è Bonanno, c'è Biondo, anche Procida può calciare bene, c'è Florio, insomma ce ne sono tantissimi che possono calciare questo calcio di punizione. Occasione importante, vediamo cosa succederà. Siamo praticamente agli ultimi minuti dell'incontro, gli ultimi scampoli, 85esimo. C'è Procida sul punto di battuta, c'è anche Bonanno e di fatto Ferrara. Vediamo. Di fatto uno schema, Ferrara, vedete, la sta toccando con la pianta del piede e probabilmente lascerà la potenza di Procida, finta. Ferrara, Bonanno, Procida calcia! E la barriera di fatto rispetta la distanza, quindi può andare Ferrara. Ancora va l'Alcamo, adesso in contropiede, decisamente in velocità, Gallina, anzi è Caruso, ed è a terra Gastona, cartellino giallo. Si lamenta del fatto che sia ultimo uomo, in realtà non credo. Credo ci possano essere segni per i rossi. Intanto cartellino giallo comunque sicuramente meritato da parte di Alfonso Cina, ed è calcio di punizione per l'Alba Alcamo quando mancano davvero pochissimo alla fine, 5 minuti, quasi 4 in realtà, perché siamo intorno all'86esimo. Ancora Bagheria 0, Alba Alcamo 0. Riccobono pronto a calciare. Ribaudo che si allontana e c'è Riccobono che può calciare. Palla in mezzo, Lentini, Procida, ancora Bagheria che la tiene lì con Carollo, c'è che cross, esce molto bene il Bagheria con Badami. Palla per Bonanno di prima, Ribaudo, Badami, grande palla qui per Ferrara. Occasione Ferrara, può andare? Ferrara in aria, Ferrara la mette in mezzo, Bonanno lì davanti e c'è il gol di Bonanno. Negli ultimi minuti ha segnato Salvatore Bonanno ed è 1-0, una grande uscita del Bagheria. Ed è 1-0, il gol del numero 14, Salvatore Bonanno. 1-0. Ora aggiorniamo pure la grafica. Ed è 1-0 all'87esimo. Un gol importantissimo quello di Salvatore Bonanno. Grande giocata e grandissima azione di Cristian Ferrara, l'under giovanissimo che ha saputo davvero creare tanto. Questo classe 2003. Grande qualità, grande gol, quello del Bagheria, è saputo uscire molto bene ed è 1-0, il gol di Bonanno, gol che può davvero far cambiare la classifica decisamente a favore del Bagheria. 3 punti fondamentali potrebbero diventare, è l'Alcamo che deve ricominciare ma che non si arrenderà sicuramente. Ancora Alcamo si incespica un po' sul pallone Vitrano, a Moscato prova ad allungare, la palla lunga va Cina e poi Lentini sempre pronto a tenerla lì, molto bene Lentini, sicuramente giocatore positivo dell'Alcamo. Palla lunga, Gallina, la spizzata di testa, Procida un po' in ritardo qui sul pallone, Carollo prova il tiro, la palla va fuori. Siamo all'88esimo minuto, manca davvero poco alla fine dei tempi regolamentari. Bagheria 1, Alcamo 0, è cambiato il risultato in quello di Bagheria.
Bagheria in vantaggio, è il gol di Bonanno che si ritrova una palla al bacio perfetta di Ferrara dopo una grande incursione, lo scambio sull'asse di sinistra, Virzì, Ferrara e poi Bonanno, e c'è il cambio annunciato dall'arbitro, c'è la bandierina distesa, gesto classico probabilmente degli arbitri per indicare il cambio. C'è un altro cambio per il Bagheria, dovrebbe uscire il numero 10 Dario Ribaudo per far spazio. Ora scopriamo bene, vediamo se riesco a guardare i numeri nella nostra postazione. E c'è anche un cambio per l'Alcamo, esce Ammoscato il numero 18 ed è credo anche il numero 18 per il Bagheria ed entra Gabriele Scardillo, e per l'Alcamo invece esce Ammoscato e dovrebbe entrare il numero 16 Falanga, se non vado errato. Comunque ora lo scopriamo nel corso dei restanti minuti dell'incontro. Dovrebbe essere il siamo Falanga. Intanto il Bagheria che ha tutto l'interesse a rallentare un po' il gioco. Sì, è entrato il numero 16 Falanga per l'Alcamo. Intanto Bagheria pronto al rinvio con Miceli. Rinvio lungo. Duello di Virzì di testa. Ancora Costa contro l'amico. Costa imperioso qui. Florio alza il pallone verso Biondo. Il portiere è fuori. Misseri la tiene lì. 90esimo che sta per scoccare. Vediamo se l'arbitro indicherà tempi di recupero. Sono 5 minuti. L'avete visto con la mano distesa, che sembrava un saluto, in realtà sono i 5 minuti che rimangono per la fine di questo incontro. Alcamo che va a lungo con il rinvio, 5 minuti di fuoco per ribaltare il risultato da parte dell'Alcamo e confermare quello che è appunto il risultato in questo momento del Bagheria. E ancora Misseri, ancora Alcamo che va con Cancila. Bagheria che potrebbe risultare un po' schiacciato nella sua area, vediamo Misseri e Alcamo che sale il suo baricentro invece che lo tiene alto. Misseri rinvia verso D'Amico, la spizzata Falanga, non gli arriva il pallone. Miceli con esperienza la tiene coi piedi e si distenderà pronto per prenderla con le mani. Esatto, proprio così. Mancano 5 minuti alla fine, adesso è passato di fatto il primo minuto di recupero, siamo al 91esimo, ne mancano 4. Rinvio lungo di Miceli, mette giù molto bene Biondo, ancora Francesco Biondo può andare, guadagna un fallo utile che serve a rallentare il gioco. Si rialza però velocemente ed è calcio di punizione proprio per il Bagheria. 91-20 intanto. Gioca corto Ferrara. Bonanno grande controllo a seguire, ancora Bagheria che va con Bonanno. Bonanno la tiene sulla bandierina, tutto in testa a Tranella lì ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Bagheria. Ovviamente la terranno proprio lì, ci sono i due giocatori vicino, la terranno sulla bandierina, non hanno interesse a battere. E infatti è così. La tengono sulla bandierina, ci provano almeno, infatti ancora lottano. E palla per l'Alcamo. Rimessa da 3 battuta. 92esimo minuto intanto, mancano gli ultimi 3 minuti per confermare questo risultato per il Bagheria. L'Alcamo ci deve provare a ribaltare, alle qualità. Gallina cerca di proteggere come meglio può, triplicato addirittura da Bonanno e Cina, tutto regolare, lascia giocare. Biondo, Bonanno, Cina prova a uscire, rimessa laterale, intanto Ferrara dà una mano dietro. Rimessa laterale, 92-50. Rimessa laterale di Cina che batterà molto lungo verso l'angolo. Lotta sul pallone, ancora l'attaccante del Bagheria. Rimessa laterale. Rimessa laterale, Bonanno alla battuta, lascia a Ferrara.
ovviamente il Bagheria ha tutto interesse a rallentare il gioco per godere quei secondi di furbizia in più. Tanto rimessa tra le lunga, Misseri deve battere velocemente, Misseri per l'Alcamo, la gioca corta con le mani sulla fascia della progressione dell'Alcamo. Carollo, Misseri cerca di far alzare il baricentro, arriva come un treno Virzi, la palla lunga da Amico, Scardillo deciso sul pallone, tutto regolare, velocità la tiene fuori, 93-44. Minuti, manca l'ultimo minuto. Miceli pronto al rinvio, manca davvero l'ultimo minuto alla fine. Miceli, rinvio lungo, Alcamo che va di testa, Gallina, Ferrara spazza, ma ancora c'è la palla per l'Alcamo, mancano 30 secondi alla fine per il Bagheria, palla lunga, Miceli la blocca e la tiene lì, Miceli. L'arbitro invita a velocizzare il portiere, Marco Miceli. Ammonito Miceli, giustamente l'aveva invitato più volte a giocare. È ammonito ed è punizione a 2. Ha perso tempo, c'è la punizione a 2 dentro l'area ed è un errore stupido, grossolano davvero. Ma che c'entra la punizione? Ma che c'entra la punizione? Ammonisce ora c'è la punizione. Ma quando ammonizione tu ci dici parole e ci non la puntuale. Ma quando ammonizione l'ammonizione per perdita, c'è la punizione per perdita di tempo. Perdita di tempo. Ha tenuto per troppo tempo il pallone, punizione dentro l'area in 2. Ed è un errore davvero grossolano da parte del portiere. E adesso ci sono proteste, partita che si prolungherà ovviamente oltre il 95esimo. Ci sono un po' di proteste per questa decisione, l'arbitro invece ha applicato semplicemente il regolamento e assolutamente punizione dentro l'area, non doveva perdere tempo il portiere, ha deciso per il fallo a 2 ed è una situazione davvero complicatissima per il Bagheria. Si è complicata la vita, davvero si è complicata la vita. Miceli lì davanti, tutta la barriera c'è, l'Alcamo pronto a calciare questo calcio di punizione in 2, tutta la barriera lì davanti, l'arbitro deve far rispettare la distanza. Addirittura si applica il coccodrillo. Ferrara. Calcio di punizione alla battuta dentro l'area, andrà Gallina. Siamo già a 2 minuti in più rispetto al recupero, siamo al 97esimo con appunto il calcio di punizione in 2, l'ultima occasione decisiva dell'incontro. Questo calcio di punizione per la perdita di tempo, la rincorsa, Gallina, il tiro, respinge la barriera, Misseri può provare il tiro ed è finita, finisce così con il Bagheria che vince 1-0 e si è davvero complicata la vita da sola con quell'ultima decisione di Miceli, non doveva perdere tempo così. Ammonito, giustamente, calcio di punizione fischiato, la partita è finita, l'Alba Alcamo ha lottato fino alla fine, il Bagheria però ha avuto più energia, più orgoglio, più cinismo, 1-0 ed è davvero tutto adesso da Ludovico Campuso e da Sportisili. Un saluto immenso a tutti voi, potete vedere poi nella settimana successiva, vedete gli highlights di questo meraviglioso incontro molto acceso e molto combattuto per il campionato di promozione. È davvero tutto, alla prossima.